Noi al governo chiediamo stabilità, ciò che penso che anche il governo lo vorrebbe, però questo è difficile. Abbiamo sempre chiesto degli aiuti in maniera particolare per quanto riguarda la nostra base associativa per gli investimenti. Se un sistema non fa investimenti, anche le aziende agricole sono destinate a chiudere. Questo vale anche per le nostre aziende di trasformazione. E al governo chiediamo, noi vogliamo fare gli allevatori, non vogliamo fare i burocrati, non possiamo fare burocrazia, possiamo continuare a fare carte, documentazioni ed essere sanzionati nelle documentazioni che magari sono errate o hanno dei piccoli difetti. Devono capire questi, noi vogliamo lavorare per la sostenibilità, noi vogliamo lavorare per quello che è il benessere della gente, per il territorio, ma lasciateci lavorare, il nostro mestiere è lavorare, stare nei campi, stare nei nostri allevamenti. L'Europa ha una confusione totale e noi non riusciamo a capire su determinati anni il perché qualche paese europeo porta del latte a basso costo. Oggi siamo invasi dal latte tedesco, no? Dal latte che viene da fuori in maniera un po' fastidiosa. Con questo non sono qui a dire che bisogna fermare i camion che arrivano, però loro hanno dei costi di produzione inferiori. Oggi la Germania sta producendo oltre il 2% in più, noi che l'Italia sta producendo in meno. Io mi chiedo sempre perché determinati paesi possono produrre in più e altri paesi producono in meno. Allora c'è la burocrazia, mancanza di aiuti e questa è una domanda che ci dobbiamo porre, no? Per capire qual è la differenza. Però oggi in Italia oltre il 50% in più nel 2023 di latte è entrato dall'estero.